amici, nuovo appuntamento con Telefriuli Estate. Questa sarà una puntata davvero fresca, estiva, in piscina. Proprio qui ritorniamo dalla piscina swim di Villa Primavera a Campoformido per una serata davvero molto particolare che si chiama Aqua Fitness Night. Adesso andremo a scoprire di che cosa si tratta. Sono tantissime le persone che partecipano a questa bella iniziativa organizzata dall'Unione Nuoto Friuli. Qui vicino a me c'è uno dei responsabili dell'Unione Nuoto Friuli per raccontare un po' anche quello che è l'estate qui in piscina, perché ci sono tante attività e questa è una serata naturalmente che porta tantissima gente, anche perché appunto estate, è bello stare in esterna in una serata dedicata alla musica e allo sport. Buonasera a tutti, abbiamo questa bellissima location che ci permette di sfruttare la vasca anche la sera, ma soprattutto durante il giorno, che consente di prendere il sole, di fare il bagno, di sfruttare anche la vasca interna per chi vuole nuotare. Le attività che facciamo sono quelle classiche invernali, ma d'estate abbiamo anche questa grandissima vasca che ci permette di fare altre cose. Tanti bambini, tante famiglie, tanto divertimento, e tanto caldo finora, e va bene così. Tanto divertimento, tanti istruttori, tanta professionalità in una serata che si concentra sullo sport, sul fitness. E allora ne parlo proprio con la responsabile fitness dell'Unione Nuoto Friuli, che è Silvia Polano, che ha anche altri due ospiti qui con noi. Ma raccontaci un po' come nasce questa serata, l'Aqua Fitness Night. Beh, è un evento che noi facciamo spesso durante l'anno ed è un percorso a stazioni dove tutti gli istruttori partecipano. Come ben vedi, a differenza della volta scorsa, finalmente la vasca parla da sola e questi sono i nostri numeri quando noi lavoriamo. Ruoteranno su un percorso fatto di 6 stazioni, ogni 7 minuti loro ruoteranno in una stazione successiva con 2 minuti di cambio, e anche i ragazzi qui del gruppo Tena sono stati integrati nel lavoro che tra l'altro svolgono quotidianamente con noi durante l'anno, e adesso loro diranno anche il loro. Allora, tu sei Luca, vero? Sì, Luca. E tu invece? Stefano. Allora, Luca e Stefano partecipano a questa serata, ma siete spesso, no, inseriti in questi eventi dell'Unione Nuoto Friuli? Sì, esatto. Io sono contento di fare Aqua Gym insieme con voi e questa serata è sempre bella. Bene. Insomma, è bello anche unire tante persone grazie allo sport. Immagino che il nuoto, il fitness in acqua a voi piaccia tantissimo, Stefano. Sì, io sono contento di fare Aqua Gym per stare insieme alle altre persone, per stare un po' socializzare, diciamo, con le altre persone, per quello. Oggi centinaia di persone partecipano, ma partecipa anche questa associazione e voi siete vicini anche a queste società. Ringraziamo appunto l'azienda sanitaria che ha dato questa opportunità ai ragazzi e tutto il pubblico, tutti i nostri clienti che sono sempre molto attivi e ci seguono in ogni momento. Ringraziamo anche tutto il personale che ci permette di fare questi eventi e ci prepara le vasche e ci aiutano sempre anche durante l'anno, devo dire il vero, perché noi pretendiamo abbastanza e loro sono veramente prodigano per farci lavorare al meglio. Allora dimmi, volevi dire quella, però verso la telecamera, Stefano. Però abbiamo un particolare personale piacere delle 3 educatrici che abbiamo, che ci insegnano educatrici noi. Certo, allora le saluti? Allora Barbara, Velena e Roberta. Bene, bene, questo è importante. Io invece devo fare una cosa in diretta, perché Silvia Polano, tu non lo sai, però prima di arrivare qui ci sono tante persone che ti vogliono bene, Silvia, e hai dato tanto evidentemente nei tuoi anni di. Mi è arrivata una mail. Per motivi vari non potrà essere presente in piscina, vorrei tanto che fossero messe in luce le grandi qualità di Silvia, la sua professionalità enorme, l'attenzione che ha per far avere alle sue leve una corretta postura, da 10 lode. Se in acqua ci sono 20 persone riesce a correggere gli errori di tutti, ogni seduta è accompagnata dal suo grande sorriso. Non dico chi me la firma, te la farò vedere dopo per motivi di privacy, però insomma mi è stato chiesto di farti questa sorpresa in diretta, in questa mail, Silvia. Sono veramente carini, è inutile dire che mi commuovono
No, grazie a loro che lavoro veramente volentieri, è un grandissimo gruppo, sempre tutti, e grazie ancora. Allora, tra poco seguiremo le varie stazioni, così vi faremo vedere proprio in diretta gli esercizi. Adesso invece andiamo subito a vedere un contributo filmato, così noi anche ci prepariamo per avvicinarci alla vasca, e così anche facciamo in modo che ci sia più facile l'ingresso in piscina per tutte le persone che sono qui. Parliamo delle corse per Haiti e dello scopo che è stato raggiunto grazie anche al presidente Sante Chiarcosso. Sono 30.000 gli euro raccolti per questa iniziativa e per aiutare in particolare questo paese caraibico in grande difficoltà. Quindi andiamo a vedere il servizio dedicato alle corse per Haiti. Quest'anno, a differenza di tutti gli altri anni, è incredibile, c'è stata la partecipazione e l'interesse, soprattutto, oltre che degli atleti, soprattutto della gente che ci sta seguendo da 25 anni. A cominciare dal nuoto, la leggendaria, il cicloturismo, la run, tutti numeri confermati o in crescita, e con la Gran Fondo a Cividale è stato un grande successo, perché tecnicamente abbiamo dimostrato che si può percorrere le strade che fanno i professionisti, poi le strade fatte bene, perché eravamo sul percorso della tappa dell'anno scorso, e soprattutto abbiamo fatto vedere il nostro territorio, che è splendido. Come è splendido è stato domenica ad Atimis, che tra l'altro l'ho fatto personalmente insieme a Enzo, ci siamo sfilati a vicenda. Io ci ho messo il doppio di tutti i performanti, però questo non vale. Ho apprezzato ancora di più tutto quello che non conoscevo delle valli del Torre, cioè queste colline che si inerpicano come montagne, percorsi bellissimi, panorami bellissimi, però proprio il nostro Friuli c'è, ecco, dobbiamo diffonderlo, questo sono soddisfatto veramente. Nettamente davanti è lui, l'imperatore di questa 12ª Marathon Bike per Haiti. Sono doppiamente che contento, perché era un po' di anni che non vincevo qui all'Haiti. Questa ormai è una classica, sono tanti anni che organizzano bene, ha sempre più appassionati che vengono un po' da tutta Italia qui a partecipare. Quindi io faccio i miei complimenti a loro come organizzatori, a Genio, che è un po' il factotum della manifestazione, quindi che continuino così. Oggi è stata dura il podio, insomma, ce la siamo giocato per bene, a parte Vogric che era in fuga, dietro ci siamo alternati tutta la gara. Nel finale ho avuto un po' di fortuna che lui ha sbagliato strada e fatto secondo, dai, con un po' di crampi, ma bene. Sull'ultimo pezzo tecnico, prima dell'ultima salita, ero avanti rispetto al terzo. A un certo punto mi si è rotto un raggio e io, guardando dove avevo rotto il raggio, non ho visto il percorso. Ho fatto un pezzo di salita in più e poi ho cercato di recuperare, però non potevo spingere tanto in discesa perché con il raggio rotto rischiavo di rompere tutti gli altri. Oggi la giornata lo meritava, l'avevo promesso a Sante Chiarcosso, ho indossato anche la sua maglia perché onorare questa grande motivazione di solidarietà che c'è in questa gara e in tutte le altre che lui organizza. Mi ha fatto molto piacere, un percorso impegnativo, non sempre adatto alle mie ormai attitudini, ma comunque l'ho fatto con molto piacere. Ho visto una bella organizzazione, io non sono riuscito a fare tutto il percorso, ma gran parte sì, e devo dire che è una cosa molto bella. Certamente il territorio contribuisce con le sue bellezze a fare di questa gara qualche cosa di interessante. Lo sport che diventa vita, è proprio il primo di questi. Di fatto quest'anno abbiamo raccolto già fin d'ora 30.000 euro, cose chiaramente mai raggiunte in tutti questi anni, quindi c'è soddisfazione
anche per tutti quelli che ci danno una mano, e io voglio ribadire che tutti quelli che partecipano, danno una mano, hanno in tasca una risorsa, quello di aver aiutato qualcuno a perseguire un senso di vita, perché ricordiamoci che lì tante bambine che sono partite non sapevano cos'era un pasto. Se noi andiamo a costruire quelle casette, forse diminuiamo quel rischio. Sereni Orizzonti, residenze per anziani in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Nova Coperture, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, si occupa della bonifica di siti inquinati da amianto, rimozione e smaltimento di coperture civili e industriali in cemento amianto e relativo rifacimento. In ambito civile, sostituzione di coperture in laterizio, isolamento termico, grondaie e lattonerie. Approfitta del contributo regionale per la rimozione e lo smaltimento di amianto da edifici privati a uso residenziale. Hai tempo fino al 31 luglio. Ci trovi a Coseano, in via dei Fiori 14. Dal 4 luglio al 6 agosto il parco di Villa Manin si apre per spettacoli di danza, percorsi di animazione e teatro per i bambini e le loro famiglie, concerti di musica classica con la Alma Mahler Kammer Orchestra e artisti internazionali, il jazz notturno, il cinema musicale della Zero Orchestra o il grande folklore mondiale in villa. E poi le grandi ospitalità con Venditti, Noah, Abdullah Ibrahim, Pier Annunzi ed Ezio Bosso. Il programma su villamanin.it. Megavision, una grande catena di negozi. 5.000 occhiali esposti in ogni negozio. Durante tutto l'anno proponiamo a tutti i nostri clienti in tutti i nostri punti vendita occhiali e lenti di qualità e sempre un ottimo prezzo. Per i saldi vogliamo fare molto di più. Vi offriamo il nostro miglior prezzo su tutte le collezioni di occhiali da sole. È un'offerta irripetibile, non perdetela. Noi ci mettiamo la faccia, è una promessa. Scegli il negozio Megavision più vicino a te. Professionisti ti accoglieranno per consigliare il meglio ad ognuno di voi. Megavision. Solo da noi tutti gli occhiali che vuoi. Realizza la casa dei tuoi desideri con i saldi di De Simon Arredamenti. Sconti fino al 70%. De Simon Arredamenti. I tuoi desideri diventano realtà. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. Nice Car, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Il lavoro è un diritto, la sicurezza un dovere di tutti. Consulenza Servizi è una società che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di formazione rivolti alle attività agricole, del commercio e dei servizi, dell'industria e dell'artigianato. Ci trovi a Spilimbergo, nella zona industriale nord, telefono 0427 50660 www.consulenzaservizifvg.it.
Di nuovo assieme in diretta dalla piscina swim di Villa Primavera per la serata Acqua Fitness Night. Allora, prima l'abbiamo presentata con Silvia, ma adesso diamo il via ufficiale alla serata e quindi facciamo entrare in vasca tutti i nostri nuotatori. Ecco, vai Silvia. Buonasera intanto a tutti. Prima ringraziamo i miei colleghi e sono Elisa, Elena, Francesco, Randu e Vincenzo. Grazie a tutti voi che siete tanti come sempre e siete la nostra forza. Gli assistenti bagnanti, come dicevo prima, che ci aiutano sempre ogni giorno, non solo stasera per l'evento, a preparare tutto. I gestori che sono sempre disponibili a nuove proposte fatte da noi dell'Acqua Fitness e ci credono fermamente, e voi in particolare ovviamente. Vi spiego un pochino come funziona la serata. Abbiamo i braccialetti che servono solo per il blocco di partenza. In base al colore si accede al piano vasca, nel mio caso siete con le bike. Faremo 7 minuti su ogni stazione, avrete 2 minuti di tempo per spostarvi sempre verso sinistra nella stazione successiva. Alla fine poi ci troveremo alla fine serata al buffet tutti insieme, così condivideremo un pochino il tutto, ok? Tanto grazie ancora, speriamo di divertirci come sempre, come facciamo di solito ogni giorno, e buon lavoro a tutti e grazie. Quindi diamo il via ufficiale alla serata con l'ingresso in vasca. Via. Non dite che l'acqua è fredda, Ok. Silvia è pronta? Elena pronta? Randu pronto? Francesco che non ancora, ok, aspettiamo. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti nella cucina di Mancalsale. Mancalsale è il blog di cucina per indecisi e lo trovate all'indirizzo www.mancalsale.it. Allora, oggi parliamo di colazioni, perché soprattutto in estate magari c'è il desiderio di fare una colazione fresca, genuina e magari anche così attenta alla linea. Certo, sono buone le brioche, sono buone le fette di torta, però oggi io vi farò qualcosa di un pochino diverso, ma altrettanto buono e sfizioso, sebbene decisamente molto meno calorico, perché vi preparerò un buon muesli fatto in casa. Il muesli fatto in casa? Eh sì, perché non è che nasce direttamente nella scatola, nella busta del supermercato, ma lo si può fare tranquillamente in casa utilizzando dei prodotti buoni, genuini e soprattutto personalizzandolo, no? Mettendoci un pochino quello che più piace a seconda dei propri gusti o anche a seconda di quello che si ha tante volte in casa. Allora, che cosa ci servirà per preparare questo buonissimo muesli fatto in casa? L'avena è la base per il nostro muesli e questa qui è dell'avena disidratata. Dopodiché, che cosa ci mettiamo? Beh, a dire la verità così è come lo faccio io, ma ciascuno lo può personalizzare come desidera. Io ci metto delle mandorle, ci metto delle nocciole, mi piacciono molto i mirtilli disidratati, che sono veramente deliziosi, ci metto dei semi di zucca, uvetta passa, no? Uva sultanina. Io ho questa qua che è quella tradizionale, però se vi piace magari quella di uva bianca è buonissima lo stesso. Questi che sono degli ottimi semi di girasole e poi il miele. Questo qua è un miele di tiglio molto profumato e veramente molto buono. Dopodiché ci servirà dello zucchero di canna in questo caso, perché è più profumato ed è sicuramente più genuino rispetto allo zucchero semolato. E poi io amo tantissimo la cannella e quindi metterò anche della cannella perché dà un buon profumo al mio muesli. Per prima cosa
servirà una ciotola, eccola qui, una ciotola dove andrò a mettere la mia avena e poi mandorle. Quante? Vedrete che se guardate il blog vedrete che io ho messo dei dosaggi di massima, però se voi amate particolarmente le mandorle e vi piacciono ne mettetele quante ne volete, cioè io ne metto una manciata. Certo, volendo si può pesare, ripeto, ma anche a fantasia, perché no? Così avrete ogni volta un muesli diverso. Poi ci metto delle nocciole e anche in questo caso io ci metto una bella manciata. Queste nocciole sono proprio buonissime. E poi passo ai semi e ci metto i semi di girasoli. Eccolo qui. Ci metto anche qualche seme di zucca. Semi di zucca sono buoni anche da mangiare come snack, vero? Bene. Ok, la frutta invece la metterò in un secondo momento perché adesso vedrete io ci preparerò una sorta di condimento. Intanto questo qui va tutto mescolato e andrò a condirlo in questo modo. Condirlo è una parola che non è proprio del tutto appropriata per quello che vado a fare, però vedrete, in un pentolino ci metto un po' d'acqua, ma veramente, avete visto, 30 ml, meno di mezzo bicchiere. Poi ci metto 2 bei cucchiai di zucchero di canna, la mia ben amata cannella e alla fine ci metto anche del miele. Mescolo il tutto e lo metto sul gas finché lo zucchero non si è sciolto, pertanto quasi ad ebollizione. Aspettatemi un attimo che lo faccio bollire e poi ritorno. Ecco qua. Allora, l'ho quasi portata ad ebollizione, è bella calda, fumante, e gliela verso sopra, in questo modo qui. Vedete che è una cosa veramente semplicissima. E poi, aiutandomi con un cucchiaio, cerco di renderlo, di sparpagliarlo bene, di renderlo il più omogeneo possibile. Ecco, il più è fatto, Adesso prendiamo la teglia con la carta forno, ci mettiamo il muesli e lo mettiamo in forno e vi spiegherò anche come. Ci mettiamo il muesli. Che buono! Questo qua adesso va in forno a temperatura piuttosto bassina, 140. Perché deve giusto essiccarsi, quindi usiamo una temperatura di 140 gradi col forno ventilato che gli dà una bella brasata sopra e lo mettiamo per 45 minuti, avendo però l'accortezza ogni quarto d'ora, quindi se mettete bene il timer, di andare un pochino a mescolarlo perché altrimenti si essica solo in superficie e rimane però umido sotto. In questo modo lo mescoliamo e avremo, vedrete alla fine, il nostro muesli. Vado verso il forno, mi seguite? Ecco, il forno è già caldo. Come vi dicevo, 45 minuti, ogni quarto d'ora andiamo a mescolarlo proprio per evitare che si essichi solo in superficie. Ecco fatto. Allora, ecco il risultato. Passato il tempo, questo è quello che voi otterrete. Aspettate che è un po' caldo, quindi ok. Adesso però non è finita qui. Perché? Perché noi ci mettiamo anche dell'uvetta sultanina, che a me piace tantissimo, quindi abbondo. E poi, come vi dicevo prima, ci mettiamo dei mirtilli. Anche qui mirtilli essiccati. Così com'è noi lo possiamo conservare ed è bene conservarlo in un vaso tipo questo, cioè un vaso ermetico, e si conserva tranquillamente per qualche settimana, se ci arriva. Ok, adesso vi faccio vedere come lo metto qui.
guardate, con un sistema veramente rapido ed efficace. Questo. Attention, 3, 2, 1, via. Ecco fatto, lasciamo lì questo. Vedete? Avete il vostro bel... Chiaramente, vabbè, io ne ho fatto un pochino qui, ma ne potete fare di più fino a riempire il vostro barattolo, che potete tenere in cucina, e così ogni tanto magari potete attingere per fare uno snack durante la giornata. È comunque buonissimo durante la colazione. Con questo io vi auguro di fare delle ricche colazioni, delle buone passeggiate mangiando il muesli. Se volete rivedere gli ingredienti o comunque le varie fasi di preparazione della ricetta, li trovate sul mio blog all'indirizzo www.mancalsale.it. Ciao, alla prossima! Piscina Swim di Villa Primavera. Saluto Annalisa Sandri che ha curato anche questa sera questa buona ricetta davvero che io amo particolarmente al mattino. Lei ancora non me l'ha preparata, me la preparerà però sicuramente al termine di Telefilm Estate. La saluto con affetto. Intanto qui vedete che l'Aqua Fitness Night procede, siamo partiti con il primo giro, alle mie spalle c'è Silvia per la sezione bike e invece Davide Nicolicchi adesso sta riprendendo Elena e tutti i ragazzi e ragazze che sono in vasca e che si stanno dedicando al jump. Quindi tra poco andremo da Elena e seguiremo in particolare questa tipologia di acqua gym. Quindi ci vediamo tra poco, Telefilm Estate in diretta dalla piscina esterna di Villa Primavera, alletati dalla musica di DJ Mole. Ok, DJ Mole, possiamo partire? Secondo... La Friul Service di Colugna di Tavagnacco è specializzata nella gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e si occupa della torrefazione del caffè San Paolo. Potrai quindi degustare un caffè veramente friulano e veramente a chilometro zero. Nella sede dell'azienda trovi anche le miscele e le capsule. Il caffè e il servizio sono certificati per garantire al massimo il cliente. Goditi un momento di relax. Serra Metal, esperienza ultra cinquantennale nella realizzazione e posa di serramenti, carpenteria metallica, automazione, serramenti e cancelli. Software all'avanguardia, modernissimi macchinari di taglio e fresatura, tecnologie ed esperienza dell'azienda, la sua migliore referenza. Ci trovi a Mortegliano in via Buiatti, telefono 0432 760086. Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Canton 2 offre un assortimento completo per la pittura e la decorazione della casa. Scoprite inoltre la proposta Canton 012, colori innovativi e prodotti salubri specifici per le camerette dei vostri bambini. Loro sceglieranno il colore, voi la qualità. Canton 2 è a Pordenone, Fagagna e Monfalcone. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. CEFA, l'unico ente di formazione in regione specializzato nel settore agricolo e in quello delle lavorazioni alimentari, corsi per giovani, adulti e aventi, formazione finanziata e obbligatoria con docenti esperti del settore. Informazioni 0432 82 1111 www.cefa.fvg.it info@cefa.fvg.it.
Antenna top, Sky Service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linursio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. Il lavoro è un diritto, la sicurezza un dovere di tutti. Consulenza Servizi è una società che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di formazione rivolti alle attività agricole, del commercio e dei servizi, dell'industria e dell'artigianato. Ci trovi a Spilimbergo, nella zona industriale nord, telefono 0427 50660, www.consulenzaservizifvg.it. Musica, divertimento alla piscina swim di Villa Primavera. Continuiamo a seguire questo percorso a stazioni per quanto riguarda l'Aqua Fitness Night. Ci siamo spostati vicino ad Elena, sta seguendo un esercizio di jump. Vediamo se riusciamo a intervistarla in diretta. Elena, così ci spieghi come è strutturato l'esercizio. Stiamo lavorando sui jump, quindi andiamo a lavorare sia di gambe che di braccia. Andiamo bene con la calciata in avanti, sollevo l'acqua col collo del piede e aggiungo il braccio e si parte! stazioni 6, si parte dal bike per passare al jump, poi ci sarà la sezione dedicata agli esercizi con le cavigliere, poi con i manubri, tapis roulant e per chiudere con i tubi. Vedete come è suddivisa la piscina esterna di Villa Primavera. La musica è di DJ Mall. Ogni sezione dura 7 minuti e poi si procede al cambio di esercizio, quindi il gruppo poi si sposta di volta in volta e cambia quindi la tipologia di servizio. Dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ecco, sono terminati 7 minuti e adesso c'è il cambio giro. E noi nel frattempo andiamo a vedere un altro contributo filmato, Angolo Musica, perché domani a Trieste ci sarà davvero una grande artista in Piazza Unità. Andiamo a scoprire quale nel servizio Angolo della Musica.
occhi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella, sovrappensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente, niente. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome, tu dalle ragione, sei anche il cuore, richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te. Paola Turci, fra le cantautrici più amate dal pubblico italiano, dopo il successo ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo, torna protagonista sui palchi delle principali città italiane. L'artista si esibirà in concerto domani, mercoledì 19 luglio, in Piazza Unità d'Italia a Trieste, con inizio alle 21:30. Paola Turci così torna live sul palco con il nuovo progetto dal titolo Il Secondo Cuore Tour, tournée che prende il nome dal suo ultimo album, che oltre ad aver trovato il consenso di pubblico e critica è entrato direttamente ai vertici della classifica di vendita nella settimana della sua pubblicazione. Un intenso live che testimonia la rinascita di Paola con uno spettacolo in cui si concede completamente al suo pubblico. La scaletta è un susseguirsi di hit e brani che fanno parte di una carriera trentennale che si è evoluta brillantemente seguendo diverse fasi artistiche, ognuna corrispondente a una continua ricerca personale. Dall'ultimo singolo La vita che ho deciso, che racchiude appieno il significato del secondo cuore, a Voli così, Mani giunte, Questioni di sguardo, fino ad arrivare a Bambini, passando per Fatti bella per te, il brano di grande successo che ha segnato il grande ritorno della cantautrice presentato all'ultimo Festival di Sanremo assieme alla cover Un'emozione da poco. La vita che ho deciso, l'ho scritta come un libro, di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso, io la volevo forte, come le mani di mio padre, per farmi attraversare. La vita che ho deciso, il mio più bel vestito, aspettando un'occasione come fosse una stagione, come una buona idea a cui non rinunciare. Gli occhi rossi di chi corre perché non può più aspettare, che sfrecciano i ricordi. Paola, con la sua grande capacità interpretativa, ha accompagnato i numerosi spettatori in un percorso introspettivo e consapevole, raccontando il viaggio di una donna che ha finalmente trovato la giusta strada. Sul palco con lei Pierpaolo Ranieri al basso e contrabbasso, Fernando Pantini alla chitarra elettrica, Fabrizio Frate Pietro alla batteria e Roberto Procaccini alle tastiere. Voluti e ideati dalla stessa Paola, quelli de Il Secondo Cuore Tour sono concerti dinamici che trovano i loro fondamenti nel pop, ma sono caratterizzati da venature blues, momenti rock e altri più intimi. La vita che ho deciso è il nuovo singolo, scritto con Enzo Avitabile, Giulia Anania, Davide Simonetta e Luca Chiaravalli. La vita che ho deciso, un istinto naturale, su tutti i dizionari esiste la parola amore, eppure non c'è scritto che siamo eccezionali, a guardarci in fondo agli occhi senza cedere ai proclami. Il rumore dei ricordi come foglie sulla strada, questa notte che vorrei trovarti a casa. Esterna di Villa Primavera, si continua il percorso e in questa sezione è dedicata agli esercizi con le cavigliere e vedete che Vincenzo, l'istruttore, è piuttosto attivo. Vediamo se riusciamo. Vincenzo, in diretta, raccontaci un po' com'è questo esercizio. È un esercizio di gambe, serve per i glutei e per l'interno coscia. E dura 7 minuti ed è lo stesso che fanno tutti? Ok, vai. Lo seguiamo in diretta.
Ecco, 3 minuti e poi ci sarà di nuovo il cambio e tutti i gruppi si spostano e avanzano all'esercizio successivo. In questo momento, in quest'angolo, in particolare andiamo a seguire la sezione dedicata ai pesi e quindi agli esercizi con le cavigliere. Davide Nicolica vi fa vedere proprio l'insieme della piscina, vedete che sono un centinaio i partecipanti all'Aqua Fitness Night e tra poco proseguiremo e vi faremo vedere anche gli altri esercizi, perché sono 6 gli esercizi che comprendono questo percorso. E allora si sale! Piccolo! Quattro! Lo chiudo! Un minuto! Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta all'Aqua Fitness Night della piscina esterna di Villa Primavera, Campo Farmido. Ci vediamo tra poco, Telefilo Estate. Un momento, un'emozione, uno stadio, un branco, una storia, una passione. Udinese Calcio, i primi bianconeri d'Italia. PF Group, da 35 anni, leader nel nord e centro Italia per i servizi integrati. Unisce l'esperienza di Politecnica Friulana nelle pulizie ordinarie e straordinarie con l'innovazione nella manutenzione, sanificazione, cura del verde, logistica e movimentazione merci. Da oggi anche la ristorazione collettiva a chilometro zero per ospedali, scuole e aziende. Molto più che fornitura servizi. Un'azienda familiare nei valori che aiuta l'ambiente, promuove il territorio e garantisce l'eccellenza. PF Group, al tuo servizio con il cuore. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni.
Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Megavision, una grande catena di negozi. 5.000 occhiali esposti in ogni negozio. Durante tutto l'anno proponiamo a tutti i nostri clienti in tutti i nostri punti vendita occhiali e lenti di qualità e sempre un ottimo prezzo. Per i saldi vogliamo fare molto di più. Vi offriamo il nostro miglior prezzo su tutte le collezioni di occhiali da sole. È un'offerta irripetibile, non perdetela. Noi ci mettiamo la faccia, è una promessa. Scegli il negozio Megavision più vicino a te. Professionisti ti accoglieranno per consigliare il meglio ad ognuno di voi. Megavision. Solo da noi tutti gli occhiali che vuoi. Di nuovo assieme Telefilm Estate, l'Aqua Fitness Night dalla piscina esterna di Villa Primavera. Qui vicino a me c'è Randu che ci racconta un po' l'esercizio con i manubri, vero? Sì. Allora l'esercizio dei manubri è quello di andare a potenziare la parte inferiore del corpo. Si può anche fare in tanti modi, si può usare non solo i manubri, cioè a livello del braccio, c'è il parte superiore, ma si può fare anche a livello della parte inferiore usando i manubri. Ok, lo vediamo in diretta con te, vai. Grazie. Vai. Allora, vado, spalle basse, abbiamo detto, correndo. La posizione è sempre quello di trovare la spalla abbassato e vado alternando, correndo, gamba, braccio opposto, gamba, braccio opposto, sorridendo, ci mettiamo un po' di sorriso, andiamo, spingo, passiamo alla spinta doppia del manubri, in avanti, sì o no? Ah, ok, andiamo, spingo, torno ad alternare, un braccio, vado, gamba, braccio opposto, gamba, braccio opposto, vai, e poi però andiamo a provarlo con un po' di velocità. L'Aqua Fitness Night è divisa in 7 sezioni, abbiamo seguito la bike iniziale con Silvia, ma poi torneremo da lei, con Elena il jump, i pesi, i manubri e adesso ci avviciniamo a questa ragazza che corre su un tapis roulant e viene seguita da questo gruppo che è il quinto settore, quello dedicato ai tapis roulant. Elisa sta facendo l'esercizio in diretta con il tapis roulant, anche addominali, quindi non solo corsa. Elisa, 2 secondi, ti chiediamo come è strutturato l'esercizio. In questo momento lavoriamo molto di addominali, lavoriamo di gambe, devono sempre stare attenti alle posture, schiena sempre ferma, lavoro proprio di pancia, loro lo sentono. Adesso poi cambiamo, le faccio di nuovo correre, via che si va! Dedicata ai tubi, che è in questa parte della piscina con il ragazzo Francesco che sta lavorando con un gruppo qui. Oh, giusto, fateli sentire, grazie. Il percorso però inizia dalla bike con Silvia, che abbiamo visto in apertura di trasmissione.
giusto proprio per voi. Mancano 3 minuti. Vediamo se riesco a intervistare Silvia mentre fa l'esercizio. Dici le potenzialità di questo esercizio. Tonificazione totale di tutto il corpo, un lavoro cardiovascolare alla stregua di un allenamento fatto in palestra col vantaggio dell'acqua, della resistenza che crea. Tonifichiamo allungando la muscolatura invece che ingrossarla, a noi fa piacere e a loro anche. Bene, vi lasciamo lavorare allora. Manca esattamente 1 minuto. Secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! E termina anche questa fase del percorso, c'è lo spostamento dei gruppi nelle diverse sezioni. Gli esercizi durano 7 minuti per blocco. E poi ci sarà il gran buffet finale. Noi ora andiamo a vedere un altro contributo filmato per anticipare quello che sarà la puntata di domani, perché domani saremo in diretta da Cividale e racconteremo le prime giornate del Mittelfest e naturalmente anche daremo spazio alle associazioni del posto. Quindi vi facciamo vedere questa clip dedicata al Mittelfest e poi chiuderemo con i saluti finali qui dall'Aqua Fitness Night della piscina esterna di Villa Primavera. Vediamo la clip Mittelfest.
dell'Acqua Fitness Night con questa musica che dà davvero la carica, ma sicuramente la signora Giovanna sa raccontarmi un po' che cosa significa fare acqua gin, visto che è un'allieva di Silvia, e quali sono poi anche i fattori positivi di questo tipo di attività. Io mi sono avvicinata a questa attività per la simpatia di Silvia e la sua grandissima bravura. Come potete vedere i miei capelli bianchi denotano una certa età, però sicuramente ci sa far lavorare in gruppo, siamo un bellissimo gruppo e siamo i mattinieri, perché noi di fatto facciamo attività alle 7 al mattino e durante l'estate lo facciamo all'aperto, proprio in questa piscina. Quindi un'attività completa che ti fa stare bene, ti dà energia, ti tonifica e soprattutto non invasiva, bellissima. E poi è alla portata di tutti, dai bambini, quelli più grandicelli, ecco, dai bambini fino a persone, perché vedo qui che ci sono anche delle persone di una certa età che comunque riescono tranquillamente ad affrontare un certo tipo di carico. Assolutamente sì, è adattissimo a tutti, anche alle persone che magari potrebbero avere un po' timore dell'acqua, perché di fatto l'acqua diventa un fattore positivo che ti aiuta anche a sopportare la fatica fisica e fare esercizio più a lungo, quindi è un'esperienza bellissima che suggerisco a tutti e qui l'ambiente è favoloso, quindi assolutamente sì e ancora sì. Grazie alla signora Giovanna, noi chiudiamo con questa bella atmosfera da Villa Primavera, dalla piscina esterna di Villa Primavera. Ringrazio l'Unione Nuoto Friuli per questa bella serata e noi ci vediamo domani, Telefilo Estate in diretta da Cividale dalle 21:15. Grazie a Davide Nicolicchi e alla regia di Perangio Buttazzoni, vi lascio i vostri selfie che continuate sempre a mandarci. Grazie per l'attenzione e buona serata.